Blitz antidroga a Canicattì, arrestate 2 donne, ordine di carcerazione per un uomo responsabile di atti persecutori verso la sua ex. Il Tribunale del riesame respinge in blocco i ricorsi presentati dai magistrati nell'inchiesta che coinvolge l'ex presidente Cuffaro, resta ai domiciliari solo per l'accusa legata al concorso truccato di Villa Sofia. Giuseppe Di Rosa, candidato a sindaco di Agrigento, lancia un nuovo appello politico ai riformisti di Nuccio Dispenza: stiamo insieme. Open day agli istituti Gallo Sciascia e Politi. Accanimento mediatico e la verità processuale, questo il tema del convegno organizzato dalla Società Storia Patria di Agrigento il prossimo 11 febbraio a Casa San Filippo. Presentato oggi il libro Monti Sicani, un consuntivo dell'attività del progetto Le Vie del Cibo di lunga vita. Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, le riflessioni sul tema del sociologo Francesco Pira. Ampia panoramica degli avvenimenti sportivi in provincia, Castrum Favara con il Gelbison, l'Agragas a Gela, l'Empedoclina con la città di Castellana, l'Aragona Calcio con il Partinico. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi 7 febbraio, sabato. Blitz antidroga nel centro di Canicattì, arrestate 2 donne in possesso di droga e servizio. Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio volti a contrastare il traffico di stupefacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 donne colte in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scaturita da un'attività investigativa condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì. A seguito di riscontri operativi è stata eseguita una perquisizione personale e domiciliare in un'abitazione situata al centro di Canicattì. All'interno dell'immobile sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 440 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti e ulteriori dosi pronti per la cessione, 2 grammi di cocaina già confezionata e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Terminate le formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, le 2 donne sono state condotte presso la casa circondariale di Agrigento. Il GIP ha successivamente convalidato gli arresti disponendo nei confronti delle 2 indagate la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'attività investigativa prosegue e le responsabilità penali delle arrestate saranno valutate nell'ambito del procedimento giudiziario secondo le garanzie del contraddittorio. La Polizia di Stato conferma il costante impegno nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. E la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento verso un cittadino agrigentino ritenuto responsabile del reato di atti persecutori verso la sua ex. Il servizio. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di un cittadino agrigentino ritenuto responsabile del reato di atti persecutori connesso nei confronti dell'ex coniuge in osservanza dell'ammonimento emesso dal questore di Agrigento Palumbo. In particolare le indagini condotte dagli agenti della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Agrigento, avviate a seguito della denuncia della donna, hanno evidenziato che l'uomo, nonostante l'ammonimento emesso dal questore di Agrigento, ha ripetutamente minacciato di morte e molestato l'ex coniuge, manifestando atteggiamenti di gelosia, pedinandola ed effettuando le molteplici telefonate anche in orario notturno. Tali comportamenti hanno cagionato nella vittima un grave stato di ansia e di paura, tanto da ingenerarle il timore per la propria incolumità e quella dei propri familiari, nonché costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, evitando di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati in città, per il timore di incontrare l'arrestato. Per tali fatti, con sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento e confermata dalla Corte di Appello di Palermo,
L'uomo è stato condannato alla pena di 2 anni e 1 mese di reclusione e condotto presso la casa circondariale di Agrigento. Il Tribunale del riesame ha respinto in blocco i ricorsi presentati dai magistrati nell'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro e altri 5 indagati. L'ex presidente della regione siciliana resterà agli arresti domiciliari solo per l'accusa legata al concorso truccato all'ospedale Villa Sofia, mentre cadono le richieste di misure cautelari per le altre contestazioni. Il servizio. Il Tribunale del riesame ha respinto in blocco i ricorsi presentati dai magistrati nell'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro e altri 5 indagati. L'ex presidente della regione siciliana resterà ai domiciliari solo per l'accusa legata al concorso truccato all'ospedale Villa Sofia, mentre cadono le richieste di misure cautelari per le altre contestazioni. A darne notizia sono stati gli avvocati di Benedetto e Montalbano che difendono Totò Cuffaro. Il riesame ha riconfermato l'ordinanza del GIP che aveva già detto no agli arresti domiciliari per la corruzione contestata anche al deputato regionale della Democrazia Cristiana, l'agrigentino Carmelo Pace, all'imprenditore favarese Alessandro Vetro e al direttore del consorzio di bonifica della Sicilia occidentale Giovanni Tomasino. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del PM nei confronti di Vito Raso e ha respinto quello contro Antonio Abbonato. Tutti gli indagati potranno quindi evitare l'aggravamento della loro posizione. Le bocciature per la procura non finiscono qui. Il riesame ha respinto anche la richiesta di sequestro preventivo di 25.000 euro, negando la riqualificazione della vicenda Dusman in corruzione. Per finire ha dichiarato inammissibile l'appello sull'associazione a delinquere. I PM avrebbero voluto estendere gli arresti domiciliari a Cuffaro anche per altre contestazioni. L'associazione a delinquere, attraverso cui l'ex governatore avrebbe gestito posizioni di potere nella sanità, la consegna di denaro all'imprenditore Vetro per favorirlo nell'aggiudicazione di appalti a consorzio di bonifica e la vicenda del concorso dell'Aspi di Siracusa con la complicità del direttore generale Alessandro Caltagirone. Per quest'ultimo episodio ha retto soltanto l'ipotesi del traffico di influenze, contestata di recente a altri 2 indagati, un impianto accusatorio che si sgretola pezzo dopo pezzo, mentre Cuffaro resta confinato tra le mura domestiche solo per il caso degli operatori sociosanitari di Villa Sofia. La Procura dovrà ora decidere se ricorrere in Cassazione o prendere atto della decisione del Tribunale del riesame. Dopo la diffusione del duro documento firmato dal portavoce dei riformisti Nuccio Dispenza, il candidato a sindaco Giuseppe Di Rosa interviene pubblicamente con un nuovo appello politico. Il tempo è scaduto davvero. Nuccio Dispensa, unitevi a chi il sistema lo ha contrastato, non a chi lo ha costruito. Il servizio. Dopo la diffusione del documento firmato dal portavoce dei riformisti Nuccio Dispensa, il candidato a sindaco Giuseppe Di Rosa interviene pubblicamente con un nuovo appello politico. Ho letto con attenzione le parole scritte, il tempo è scaduto, la città è in coma economico e sociale, un sistema che si chiude per difendere il potere, parole forti, condivisibili, che descrivono esattamente quello che denuncio da anni. Di Rosa evidenzia una contraddizione politica che a suo dire non può più essere ignorata. Se davvero il tempo è scaduto, afferma Di Rosa, allora deve scadere per tutti, non si può denunciare il sistema e poi continuare a guardare verso chi quel sistema lo ha costruito ieri o lo gestisce oggi come se fosse una novità. Il riferimento è chiaro, secondo il candidato sindaco, una parte del mondo riformista continuerebbe a muoversi dentro gli stessi perimetri politici che vengono pubblicamente criticati. A Nuccio Dispensa, afferma Di Rosa, rivolgo un appello diretto, unitevi a noi. Unitevi a un percorso civico libero da logiche di partito, da filiere, da equilibri imposti dall'alto. Unitevi a chi ha fatto opposizione quando era scomodo farla e quando non c'erano tavole, accordi o convenienze. Di Rosa rivendica inoltre di aver rappresentato un'opposizione costante, fuori dagli assetti tradizionali. Non ho padrini, non ho registri, non ho retrobottega politici, ho fatto opposizione a un modo di amministrare che ha portato Agrigento nella situazione attuale senza guardare a colori o convenienti.
Di Rosa lancia quindi un messaggio diretto: non si può parlare di fine di un'epoca e poi restare ancorati a logiche che a quell'epoca l'hanno prodotta. Il cambiamento non si costruisce riciclando il passato, si costruisce rompendo davvero con esso. Di Rosa conclude nel suo comunicato con un invito al mondo riformista e chi si riconosce in quelle parole a compiere una scelta netta. Se credete davvero che Agrigento non debba più essere ostaggio di equilibri, allora venite in segreteria, partecipate agli incontri e confrontiamoci sui contenuti e sulle soluzioni, sui progetti. E se volete candidatevi, ma fatelo in un percorso libero, non dietro recinti già visti. Open Day oggi all'Istituto Gallo Sciascia in vista delle nuove iscrizioni al nuovo anno scolastico. Presi oggi Open Day allo Sciascia Gallo, due istituti che quest'anno accorpati affronteranno il percorso del futuro anno scolastico. Sì, ancora una volta la nostra scuola si apre al territorio. Lo facciamo con orgoglio, lo facciamo con entusiasmo, lo facciamo per fare conoscere quello che realmente siamo, quello che realmente sono i nostri spazi, le aule, i laboratori, la nostra strumentazione, i nostri docenti e i nostri alunni. Ci presentiamo con entusiasmo proprio perché lavorando con passione, lavorando con apertura nei confronti dei ragazzi, nasce spontaneo il desiderio di farci conoscere anche all'esterno, fare conoscere una scuola che da quest'anno è un polo tecnico professionale della provincia di Agrigento e si vanta di avere offrire un'offerta formativa molto ampia, variegata ma soprattutto moderna e aperta a quelle che sono le vere istanze del territorio e del nostro paese, perché i nostri ragazzi vengono preparati in un percorso quinquennale o quadriennale dal prossimo anno con il percorso di agraria e agroindustria, vengono preparati nel modo più aderente a quello che è la richiesta da parte del territorio, quindi hanno una preparazione culturale di base completa e nello stesso tempo un'acquisizione di competenze pratiche, laboratoriali che li rendono protagonisti del loro processo di apprendimento e che domani li renderanno protagonisti nella loro professione. Questo è il compito della scuola in generale, questo è un compito che gli istituti tecnici e professionali che in questo ultimo periodo sono particolarmente attenzionati anche con riforme da parte del Ministero, devono offrire al nostro paese per lo sviluppo dello stesso, e noi ci crediamo fortemente e crediamo che i nostri ragazzi possano veramente una volta conseguito il titolo di studi portare al nostro territorio, alla nostra provincia di Agrigento, alla nostra città un contributo in termini di idee, in termini di professionalità. Dicevo degli spazi, chiaramente è un vanto per noi disporre di istituti sia il Gallo che lo Sciascia e anche Porto Empedocle, dove ha sede il Nautico, molto adeguati all'attività formativa, degli spazi veramente validi per poter i ragazzi svolgere nel massimo benessere la loro attività scolastica quotidiana. I laboratori sono ricchi di strumentazione informatica di ultima generazione ed è questo quello che oggi i ragazzi, i nostri visitatori, oggi e quando vorranno, potranno verificare direttamente e potranno proprio lavorare assieme ai nostri giovani e ai nostri studenti che sono pronti ed entusiasti nel farlo, utilizzando quella strumentazione, perché ritengo che le giornate di Open Day debbano servire per
dicevo, presentare nel modo più, diciamo, come dire, più chiaro, ma nello stesso tempo anche più veritiero, quello che realmente i ragazzi troveranno a settembre, per evitare che rimangano, per così dire, delusi, ma penso proprio che ciò non accada, perché anche il corpo docente è costituito da persone che hanno una grande capacità di attenzione e di ascolto nei confronti dei nostri ragazzi. Noi vogliamo formare i futuri, dicevo, professionisti del domani, ma principalmente vogliamo formare dei cittadini del presente, non dico del futuro, perché già i nostri giovani sono i cittadini del presente, che tengano alti i valori e gli ideali che stanno alla base della convivenza civile. Quindi il ruolo educativo del Gallo Ciacia è un ruolo veramente di primo piano, e che si rivolge a ogni tipologia di alunni, dagli alunni più fragili che hanno bisogno di cure, che hanno bisogno di essere sostenuti quotidianamente, ai ragazzi più brillanti, per i quali vengono diciamo, organizzati degli appositi percorsi e si dà loro la possibilità anche di cimentarsi in gare, in certamina, che facciano sempre più mettere in atto i talenti che posseggono. Insomma, la nostra è una scuola che con impegno, con tanto lavoro, ma soprattutto con tanta passione educativa ed entusiasmo, porta avanti una missione che ha come obiettivo l'alunno. Un motivo in più per iscriversi allo Ciacia Gallo? Questa scuola ti forma in modo che nel futuro puoi trovare molte opportunità di lavoro, ti forma veramente bene. È uno spazio aperto, inclusivo, ci si trova bene con professori, alunni, diventa una seconda casa. Quindi la consigliare, diciamo, a chi si vuole iscrivere al nuovo anno, no? Sì, esatto. Io parlo come una ragazza che sono l'unica del mio paese a venire qua, nonostante nel mio paese c'è già un istituto simile, ma di gran lunga preferisco questo per l'ambiente e anche per la formazione. Perché iscriversi al vostro istituto? Buongiorno, il nostro istituto è un istituto che ti dà due vie diverse dopo la fine degli studi, che può essere il proseguimento del percorso accademico oppure un percorso lavorativo. D'altronde abbiamo anche un istituto nuovo, pieno di laboratori, come potete vedere, e vengono organizzate attività relative a questi laboratori, quindi vengono valorizzati al massimo. Tra l'altro abbiamo un corpo docenti eccezionale e super qualificato. Passo dopo passo verso la scelta del liceo Politi, questo è il tema dell'Open Day che si è svolto stamani presso l'istituto, che ha proposto una live chat tra studenti, docenti e famiglie. Open Day oggi al Politi di Agrigento presso la sede storica dell'istituto. Passo dopo passo verso la scelta è l'idea che sta guidando le attività di orientamento che quest'anno sono state programmate, pianificate al liceo Raffaello Politi di Agrigento. Questa mattina ci ha convinto l'idea di un talk, perché vorremmo dare spazio ad una serie di interviste ai nostri giovani, ai nostri studenti, a coloro cioè che possono con la loro voce, traendo spunto dalla loro esperienza, davvero raccontare autenticamente cosa accade all'interno delle aule, dei laboratori, degli spazi di questa scuola, di questo istituto, per cui attendiamo di incontrare i genitori, i nuovi iscritti, gli alunni che ormai entro pochi giorni dovranno esprimersi sul percorso da frequentare per il prossimo quinquennio. Siamo certi che attraverso questi momenti di approfondimento, di chiarimento, in cui vengono fuori dubbi ma anche nuove proposte e nuove prospettive sicuramente anche per il nostro lavoro, potremo accompagnare davvero questi ragazzi a trovare la loro strada, a riconoscere la loro vocazione, a convincersi di una scelta che sia individuale per far fiorire le differenze e non omologare.
Angela Rangatore, oggi Open Day digitale qui presso la sede storica del Liceo Politi. Il nostro è un open day un po' fuori dal comune oggi. Abbiamo pensato di fare in modo che il Liceo Politi si raccontasse e quindi qual miglior modo se non quello di un talk. Quindi l'abbiamo un po' chiamato Open Day Live Chat perché qui praticamente su questi divanetti si alterneranno docenti e studenti che racconteranno la loro esperienza, quindi studenti del primo anno che si rivolgeranno ai futuri, diciamo, iscritti della nostra scuola e quindi avranno modo di condividere con loro quelle che possono essere le paure iniziali nell'approccio ad una nuova scuola, nel passaggio alle scuole medie, ma abbiamo anche, intervisteremo anche ragazzi studenti del quinto anno che quindi possono raccontare la loro esperienza di 5 anni qui. Tra noi ci sarà anche dei ragazzi che sono già usciti, sono già avviati nel loro percorso universitario e così tra le battute dei docenti e quelle degli studenti e dei momenti artistici che intervallano sempre i nostri momenti, ecco, avremo la possibilità di raccontare e fare conoscere la nostra storia, quindi non solo le discipline, gli indirizzi che già i visitatori, le famiglie e gli studenti delle terze medie hanno conosciuto perché abbiamo dato loro la possibilità di frequentare sabati mattina le classi aperte, abbiamo già fatto dei laboratori tradizionali con i tour guidati nei laboratori, quindi ecco oggi abbiamo proprio pensato a questa formula innovativa che creasse anche un punto di contatto tra i nostri studenti, i nostri docenti e le famiglie in visita. Giuseppe, che testimonianza dare a chi si vuole iscrivere al Politi? Ma intanto rispetto a quando mi sono diplomato io 4 anni fa, il Politi dimostra di essere una scuola in continua crescita. È cresciuta l'offerta formativa, sono cresciuti gli indirizzi di studio che gli studenti possono seguire. Ma poi la cosa più bella che mi piace del Politi, che è stata la mia scuola, nella quale torno sempre quando posso, è che oltre alla formazione scolastica riesce a formare la persona a 360 gradi, quindi anche a livello umano, a livello di esperienze, c'è davvero tanto e quindi invito tutti i ragazzi della terza media che in questo momento si stanno accingendo a compiere questa scelta a coglierne veramente l'opportunità, perché è una scuola che ti forma a 360 gradi veramente. Accanimento mediatico e verità processuale, integrazione o contraddizione, questo è il tema del convegno che si svolgerà il prossimo 11 febbraio, mercoledì, presso la Casa San Filippo, organizzato dalla Società Agrigentina di Storia Patria. Le interviste. Parliamo di questo convegno che si terrà il giorno 11 alle 16:30 presso Casa San Filippo. La Società Agrigentina di Storia Patria, fondata nel 1964, è sempre stata una società diciamo, culturale di grande prestigio che ha sempre tenuto alla confezione di convegni di altissimo rilievo. Bisogna sottolineare che fra i fondatori c'è stato Leonardo Sciascia, il che ci ha dato molto orgoglio, ma un peso eccellente, un peso diciamo, di grande entità da poter sopportare e poter diciamo, rendere degno questo grande nome. Il convegno che abbiamo organizzato è molto attuale, è un convegno su una tematica che si conduce da secoli fra quello che è il sentire della gente e quello che sono gli esiti delle sentenze giudiziarie, il che provoca praticamente la formazione di due corpi distinti, di due masse di pro e di contro riguardo ai grandi temi della società, ai grandi temi della giustizia, ai grandi temi della sensibilità personale, che portano diciamo, a una forma di quella che Uta Frith, una grande diciamo, specialista nello studio dell'autismo, ha definito autismo sociologico. L'autismo sociologico è qualcosa di straordinariamente puntuale, perché lei immagina una grande espressione di natura scientifica, che sono
due bambini che corrono attorno ad un tavolo. Due bambini che attorno a un tavolo autistici, cosa fanno? Uno diciamo, gira attorno al tavolo incessantemente, fino allo stremo, in senso orario, e l'altro fino allo stremo, incessantemente e con grande diciamo, impegno, gira in senso antiorario. Queste due realtà non si incontreranno mai, perché chiaramente i bambini dopo un'esperienza del genere non avranno nessuna voglia di parlare fra loro. Questo succede attualmente fra blocchi sociali che assolutamente non dialogano, sono convinti da grandi barriere ideologiche a non dialogare col prossimo, a non dialogare con l'avversario politico che diventa un grande nemico. Uta Fritti questo lo ha delineato con grandissima precisione e lo ha diciamo, specializzato e ha dato un fuoco diciamo, molto speciale su questa situazione che sta vivendo l'Italia attualmente. Dottoressa Guarneri, ecco, la vostra associazione sembra attenta a queste problematiche sociali? Sì, certo, e in questo diciamo, incontro che è stato organizzato dal dottore Zanini si parlerà proprio di questo accanimento mediatico nei confronti di una determinata persona, di un determinato soggetto, e a volte questo accanimento porta a far sì che l'individuo che è stato diciamo come dire, colpevolizzato perché autore o quantomeno si reputa autore di un evento criminoso, viene additato diciamo, viene portato alla gogna, viene additato e prima ancora che ci possa essere un processo giudiziario viene già sommariamente accusato e quindi portato alla gogna. Tutto questo perché a volte, ecco lì la patologia diciamo del giornalismo, invece di riportare la notizia sic et simpliciter, quindi la notizia cruda così com'è, asettica, apolitica, ci viene ad aggiungere qualcosa che induce l'opinione pubblica e quindi mezzi televisivi, televisione, social network e quant'altri ad indicare quell'individuo già come colpevole, e purtroppo sia nei tempi passati che a tutt'oggi di questi fenomeni ce ne sono tanti, di questi casi ce ne sono tantissimi. Ricordiamo gli ospiti magari? Le ricorda magari il dottore Zanini? Allora, come ci sono i saluti di Prammatica, il dottore Cardinale, il nostro presidente, c'è il questore di Agrigento che ci onorerà della sua presenza, e fra i relatori abbiamo Mario La Loggia, Carmelina Guarneri, Mario La Loggia, il cui nonno è stato vittima appunto sì, di un accanimento mediatico. Sicuramente. Poi ci saranno Adagisa Monreale, Patrizia Camera, Patrizia Nicastro, e alla fine diciamo io in un certo senso saluterò gli intervenuti e li ringrazierò. E l'ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale. La gara è stata aggiudicata all'impresa Geotech SRL e CGM SRL di Ragusa, che ha offerto un ribasso del 32,31% per un importo complessivo di 1.600.000 euro. L'intero importo di gara è stato finanziato con fondi del bilancio del Libero Consorzio. Proseguiamo a ritmi serrati per garantire le migliori condizioni possibili degli istituti scolastici di nostra competenza, ha affermato il presidente del Libero Consorzio Pendolino. Con un notevole impegno sia economico che progettuale, a breve la firma del contratto d'appalto, mentre i lavori dovranno essere completati entro un anno consecutivo dalla data del verbale di consegna dei lavori. Linea alla regia per la pubblicità. Presentato oggi presso il Teatro Pirandello il libro Monti Sicani, un consuntivo dell'attività della Spame di Bivona sul progetto delle vie del cibo della lunga vita. Noi abbiamo seguito la presentazione.
Un evento nuovo delle Vie del Cibo di Lunga Vita con la presentazione di un libro qui al Teatro Pirandello di Agrigento. E diciamo il racconto, come si dice adesso, la narrazione di un percorso che racconta le tappe di questo progetto e al tempo stesso, grazie a 4 autori straordinari, Sabatteri, Marzia Sabella, Sardo e il compianto Lorenzo Reina, raccontano non solo di cibi ma anche di stelle e di storie che si intrecciano, come dice Lorenzo Reina, insieme ai canestri, si intrecciano con la memoria. In un posto, i Monti Sicani, l'anima antica della Sicilia, dove i cibi sono ancora quelli delle ricette delle nonne e delle bisnonne e dove c'è una qualità della vita molto alta, tant'è che ci sono anche gente a 109, 108, 107 anni. E con un bilancio positivo ovviamente, è stata un'esperienza sul campo che avete potuto constatare qual è la reale situazione dei fatti, appunto tante persone che superano i 100 anni. Sì, diciamo 20 tappe nei vari comuni, dalla provincia di Caltanissetta a Mondadoro per arrivare a Bisacquino, arrivando a Siculiana, Cattolica e così via dicendo, in un territorio che ha 700 operatori, 700 addetti al settore della ristorazione. Penso solo al Polo di San Giovanni a Cammarate, stiamo parlando di quasi 7.000 coperti, 6.000 coperti. Quindi è un'attività economica importante che si lega alla memoria, si lega alla storia, si lega alla bellezza dei luoghi che probabilmente un'apparente arretratezza l'ha conservata intatta rispetto Sarà un proseguo. Sicuramente, saremo alla Bizzi di Milano, ci sarà per la SMAP il sindaco di Luccasicola e presenteremo le vie del cibo in quell'occasione. Anche lei oggi ha voluto essere presente a questo evento che l'ha vista protagonista delle Vie del Lungo Cibo. Ecco, un congiuntivo su questa esperienza che lei ha fatto all'interno del progetto. Beh, chiaramente quando si lavora in sinergia con i comuni del territorio non può che venire fuori veramente un lavoro di grande prestigio e così le Vie del Cibo di Lunga Vita rappresenta veramente per tutto il territorio un evento che ha saputo coniugare le eccellenze agroalimentari di tutti i nostri territori e che vengono quindi portate all'esterno in un unicum, proprio per cercare di attrarre nei nostri territori l'interesse che essi meritano. Quindi non possiamo che essere felici e partecipi a questo evento conclusivo di questa grande manifestazione. Autore del libro Monti Sicani, l'anima antica della Sicilia. Io sono uno dei coautori di questo viaggio nei Monti Sicani, questa Sicilia antica, piena di sapori, di luoghi, anche per certi versi incontaminati riguardo alla natura, ma anche di paesi antichissimi e di grandi tradizioni, ed è il modo per raccontare questo luogo che è anche un luogo della salute, del benessere e del cibo. Sono qui oggi perché l'Università di Palermo e il Dipartimento di Scienze Agroalimentari e Forestali è stato partner di questo progetto, fornendo supporto alle attività di ricerca finalizzate appunto a mettere in evidenza il valore inestimabile delle componenti della dieta mediterranea e quindi le relazioni tra cibo e salute. Quindi è stato un percorso veramente entusiasmante che ci ha permesso di interagire con il territorio, con la tradizione, la cultura legata al cibo di questi luoghi e soprattutto fare tanta formazione e divulgazione per divulgare appunto il valore inestimabile del cibo legato a questo territorio e le funzioni che ha dal punto di vista non soltanto salutistici ma anche culturali e sociali. Oggi 7 febbraio è la giornata contro il bullismo e cyberbullismo, un appuntamento importante per far prendere coscienza ai giovani, agli adulti, un problema sempre più diffuso. Sentiamo Francesco Pira con una sua riflessione. Oggi si celebra la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
non sono particolarmente propenso a parlare di queste giornate nazionali perché credo fermamente che l'impegno contro due devianze che possono cambiare la vita in negativo dei nostri bambini o dei nostri ragazzi, delle nostre bambine o delle nostre ragazze è sicuramente un impegno che deve essere costante ogni giorno. È importante parlare con loro, far capire quanto è fondamentale nella nostra vita rispettare l'altro, ed è quello oggi il messaggio più importante che deve passare, perché se noi partiamo da un'educazione al rispetto per l'altro, forme di violenza fisica e psicologica come il bullismo e il cyberbullismo non hanno più motivo di esistere. Ben vengano iniziative finalizzate a potenziare le azioni di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo, tra l'altro in concomitanza con la settimana internazionale sulla sicurezza informatica. Oggi i dati legati al bullismo, al cyberbullismo, alla sicurezza informatica sono davvero preoccupanti. Sappiamo di essere in un contesto di emergenza educativa, di violenza, tra l'altro tra gli adolescenti. Sappiamo che sta avvenendo qualcosa di davvero pericoloso per le nuove generazioni, ma questo non ci deve scoraggiare, questo non ci deve far demordere dal operare ogni giorno per cercare di sensibilizzare i ragazzi. L'avvento dell'intelligenza artificiale, l'arrivo di questa grande rivoluzione digitale può anche peggiorare la situazione. Lo abbiamo già visto in forme di devianze davvero pericolose, non soltanto messe in atto da adulti ma anche da adolescenti e preadolescenti. Quindi abbiamo bisogno di sensibilizzare, ma soprattutto anche noi adulti abbiamo bisogno di essere consapevoli su quelli che possono essere i rischi del bullismo, del cyberbullismo, della devianza, anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche ribaltare il concetto, dare speranza spiegando che le nuove tecnologie possono rappresentare un'opportunità per i nostri ragazzi, per il loro futuro. E questo è il messaggio forte che oggi, in questa giornata, dobbiamo a tutti i costi far passare, e l'impegno deve essere costante, non legato soltanto al 7 febbraio di ogni anno. E si è svolto l'evento dalla marcia dello Zingaro a Punta Bianca, che si è svolto presso i locali dell'assessorato territorio e ambiente, l'istituzione di nuove riserve naturali di particolare rilevanza, tra cui Punta Bianca, area di grande valore ambientale e paesaggistico, da tempo al centro dell'attenzione scientifica e istituzionale, e in generale il futuro delle aree naturali protetti della Sicilia come bene comune da proteggere, conoscere e valorizzare. Questi alcuni degli obiettivi strategici che la Regione intende portare avanti nei prossimi mesi in tema di aree naturali protette emersi a Palermo nel corso della 3 giorni dal titolo Dalla marcia dello Zingaro a Punta Bianca, promossa e organizzata dall'assessorato regionale del territorio e ambiente. L'ADES, Associazione Donatori Empedoclini di Sangue, invita la cittadinanza alla donazione di sangue che si terrà domani, domenica 8 febbraio, dalle ore 8 alle ore 11:30 presso i locali dell'associazione siti in via Marconi a Porto Empedocle. Come di consueto, l'associazione recapiterà a tutti coloro che effettueranno la donazione il risultato degli esami del proprio sangue. Si sono svolti i funerali dei 3 cacciatori trovati morti tra i boschi di Montagna Reale la scorsa settimana. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Erano amati e stimati nella vita. Neppure nella morte furono separati. Si è svolto ieri pomeriggio a San Pierniceto, in un'atmosfera di profondo dolore. L'ultimo saluto a Davis e Giuseppe Pino, i 2 fratelli di 25 e 43 anni, tragicamente scomparsi lo scorso 28 gennaio nei boschi di Montagna Reale.
Una folla immensa ha invaso Piazza Roma della cittadina per partecipare alla cerimonia funebre, svoltasi secondo il rito dei testimoni di Geova. La scelta della piazza principale è stata dettata proprio dalla necessità di accogliere le centinaia di persone provenienti anche dai comuni limitrofi che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile sofferenza. La sala del Regno di Monforte Marina, infatti, non sarebbe stata sufficiente a contenere la massiccia partecipazione prevista. Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno proclamato il lutto cittadino. Serrande abbassate e bandiere a mezz'asta hanno segnato il ritmo di tutto il pomeriggio di ieri, in cui l'intera comunità si è fermata. Durante il discorso biblico è stata ricordata la dedizione al lavoro dei due fratelli, descritti da tutti come ragazzi stimati, grandi lavoratori nel settore edile e profondi amanti della natura. Al termine della cerimonia a San Pierniceto, un lungo e composto corteo funebre ha accompagnato i feretri verso il cimitero locale. Resta il ricordo di due vite spezzate prematuramente e il monito di una piazza gremita che chiede, oltre al silenzio, che venga fatta piena luce sulla verità. Una comunità che si unisce e si stringe nel dolore della famiglia Pino, delle giovani mogli, per dare l'ultimo saluto, l'ultimo straziante saluto a questi giovani morti così tragicamente. È una tragedia immane per il nostro comune, la peggiore che probabilmente è successa dal dopoguerra ad oggi. Mentre la comunità piange i suoi figli, le indagini della Procura di Patti proseguono per chiarire la dinamica del tragico evento che ha scosso il messinese. Nello stesso orario, a Patti, si sono svolti i funerali di Antonio Gatani, l'82enne trovato senza vita insieme ai due fratelli nel bosco di Montagna Reale, dove erano andati per una battuta di caccia. Pare che i due fratelli non conoscessero l'82enne, che invece si sarebbe recato sui luoghi accompagnato da un amico. E si torna a parlare dell'omicidio di Francesco Banni, il 19enne morto nella rissa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate il 14 gennaio del 2024, confermate in appello le condanne, 14 anni e 8 mesi per Andrea Cangemi, 1 anno e 8 mesi per Gaetano Lomedico e Alessio Greco, respinte le aggravanti chieste dai familiari della vittima, ai colleghi di Palermo. Era la notte del 14 gennaio 2024 quando Francesco Bacchi, 19 anni, di Partinico, perse la vita davanti a una discoteca di Balestrate al termine di una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Una lite nata per motivi banali e degenerata in pochi istanti, culminata con 2 calci che provocarono al ragazzo lesioni mortali. A distanza di 2 anni da quell'omicidio che scosse profondamente l'intera comunità, arriva la sentenza di secondo grado. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha infatti confermato le condanne per i 3 imputati. I giudici della seconda sezione, presieduta da Sergio Gulotta, hanno ribadito quanto stabilito in primo grado: 14 anni e 8 mesi di reclusione per Andrea Cangemi, indicato come autore dei colpi che portarono alla morte di Bacchi, e 1 anno e 8 mesi ciascuno per Gaetano Lomedico e Alessio Greco, riconosciuti responsabili della partecipazione attiva alla rissa, tutti e 3 originari di Partinico. Per la Corte si è trattato di omicidio preterintenzionale non volontario. Secondo la ricostruzione, infatti accolta dal GIP, l'aggressione sarebbe avvenuta in una manciata di secondi, senza il tempo di maturare una volontà omicida. Accolta dunque la richiesta del procuratore generale Roberto Binenti, che aveva sollecitato la conferma delle pene. Una decisione che lascia però insoddisfatti i familiari della vittima. Le parti civili avevano chiesto il riconoscimento delle aggravanti, tra cui quella dei futili motivi, sostenendo che la violenza fosse scaturita da una causa banale e che ciò dovesse comportare un inasprimento delle pene, una richiesta respinta però già in primo grado e confermata in appello. Di diverso avviso la difesa di Andrea Cangemi, che aveva chiesto una riduzione della condanna, sottolineando l'incensuratezza dell'imputato e la collaborazione immediata fornita agli inquirenti. Una lettura contestata dalle parti civili, convinte che la violenza dei colpi indicasse una diversa intenzionalità.
Noi come parti civili non siamo soddisfatti, ha dichiarato l'avvocato Antonio Maltese, legale del padre della vittima, perché pensavamo ad una diversa qualificazione giuridica del fatto. Resta però confermata la pena massima prevista per il reato contestato. Una sentenza che chiude il processo d'appello, ma non il dolore per una morte che ancora oggi continua a pesare come una ferita aperta per Partinico e Balestrate. Passiamo allo sport con un'ampia panoramica curata da Carmelo Lentini, dalla Serie D all'eccellenza alla promozione. In Serie D girone I, importante sfida per il Castrum Favara che dopo il ritorno alla vittoria di domenica scorsa cerca continuità sul terreno di gioco della Gelbson. Il capolista 9 Gea ritorna a giocare tra le mura amiche con il Gela, mentre la vice Atletic Palermo ospita il Milazzo. Impegnativa sarà invece la trasferta per la Nissa in quel di Vibo Valencia. Infine tutto da seguire il derby San Cataldesso Cireale, dove sono in palio punti salvezza molto pesanti. In eccellenza girone A, Licata è in trasferta a Trapani contro la locale Accademia in cerca di una vittoria che manca. La compagine gialloblu parte fiduciosa per questa trasferta, ben consapevole che dovrà lottare contro un avversario che si ritrova in una posizione non certo tranquilla. Trasferta insidiosa invece per la vice capolista Marsala, ospite di un coriaceo e Parma Valle. Giocano in casa le due agrigentine Camarat e Unitas Sciacca, la prima con Castellammare, la seconda con il San Giorgio Piana. Si tratta di due scontri molto impegnativi contro avversari ben messi in campo. Scendiamo di categoria nel girone A di promozione, impegnativa trasferta per il capolista Aragona che fuori dalle mura amiche affronta l'Atletico Partinico che sta attraversando un momento positivo. I ragazzi di Giordano, forti dei 6 punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice, cercherà il colpo gobbo, giocando con la serenità necessaria che occorre in simili casi. Al Casteltermine il compito di frenare la corsa invece dell'Alcamo, attuale seconda forza del campionato a pari punti proprio con il Gemini. E quest'ultimo avrà la ghiotta opportunità di fare punti dovendo affrontare fuori casa la Cenerentola del torneo, vale a dire il Terrasini Mundi. Infine Margheritese sul campo del Casteldaccia cerca riscatto. Ed ora un'intervista con il presidente dell'Aragona, Luigi Monreale, che presenta la gara. Il girone D di promozione riposa, fatta eccezione per Vigor, Gela e Akragas come recupero della partita che non si è giocata la scorsa settimana. I tifosi agrigentini non potranno seguire la trasferta per motivi di sicurezza. Recupero anche per l'Empedoclina contro la città di Castellana. Carmelo Lentini. Per quanto riguarda il girone D di promozione, questa domenica sarà riposo assoluto per tutte le squadre, fatta eccezione per Vigor, Gela ed Akragas, che ne approfitteranno per recuperare la gara che si sarebbe dovuta disputare la scorsa domenica 1 febbraio e rinviata perché lo stadio Vincenzo Presti era impegnato per altra sfida di Serie D tra il Gela e il San Cataldese. La terna arbitrale di questa gara è stata affidata a Giuseppe Martino Franza di Ragusa, con assistenti Nicolas Avola di Ragusa e Pablo Vasquez di Siracusa. Ma attenzione, per i tifosi agrigentini questa partita non potrà essere seguita dai propri tifosi, su disposizione delle locali autorità. A causa dei lavori di riqualificazione strutturale dello stadio Vincenzo Presti di Gela e al fine di evitare criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, per cui la vendita dei biglietti per assistere a questa gara è riservata esclusivamente ai residenti nel comune di Gela. Sarà sosta anche nel campionato di prima categoria Girone B, ma ne approfitterà per recuperare la gara del campionato di prima categoria Girone B Città di Castellana ed Empedoclina, che era stata rinviata per neve lo scorso 22 febbraio. La compagine di Mariano Cordaro, che occupa la seconda posizione e si ritrova a 3 punti dalla Fada, in caso di vittoria ha la ghiotta opportunità di balzare in vetta, seppur a pari punti con quest'ultima. Ricordiamo che Fada ed Empedoclina si confronteranno allo stadio Cingallegra di Palermo il prossimo 22 febbraio in una gara che si prospetta abbastanza difficile per entrambi.
Vediamo adesso un servizio sull'Aragona Calcio che domani sarà impegnata in una trasferta con il Partinico. Il collega Davide Sardo. Mister Giordano, arriva una trasferta insidiosa, tosta per la tua squadra, capolista in promozione. Si va a Partinico, una squadra in salute che sta attraversando un ottimo stato di forma. Che gara ti aspetti? Sicuramente è una gara difficile perché il Partinico viene da tantissime vittorie di fila, non ultima la vittoria sul campo del Gemini, quindi una squadra in salute. Una squadra che a dicembre è intervenuta pesantemente sul mercato, portando tantissimi correttivi, giocatori di qualità, vedi Perricone, vedi Linder, vedi Butera. Una squadra che nell'11 e anche in quelli che non giocano all'inizio ha due squadre importanti. Sarà una partita difficile, una partita dove serve identità da parte dei miei ragazzi, atteggiamento, attenzione, tantissimo approccio per una gara importante che potrebbe dire tanto su quello che può essere il nostro futuro e le nostre ambizioni. Servirà dunque la partita perfetta, mister? È chiaro che, come ti ho detto nell'anteprima di Gemini, queste sono partite dove il margine di errore deve essere azzerato se vuoi uscire con un risultato positivo, se vuoi uscire indenne, serve prestazione, ma soprattutto serve tantissima attenzione. Servirà atteggiamento propositivo. Ovviamente non andremo là per fare barricate, giocheremo la nostra partita come facciamo sempre, sia dentro che fuori, avendo rispetto della squadra avversaria, che è una grossa squadra, società organizzata, allenatore bravissimo. Adragna è una brava persona, un bravo allenatore, una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che secondo me nell'ultimo periodo è stata la squadra più costante e che ha espresso i migliori concetti di calcio, però noi siamo attualmente la capolista, la classifica dice questo e andremo là per fare la nostra partita. Trasferta tosta e insidiosa per la sua Aragona, domenica sul campo del Partinico, squadra in grandissima forma. Che squadra, che Aragona si aspetta di vedere in campo domenica? Ma certamente domenica ci vorrà una delle migliori Aragone, perché andiamo ad incontrare una squadra che credo abbia vinto le ultime 8-9 partite consecutive, quindi una squadra tosta che ha fatto tanto mercato a dicembre. Ecco, però noi siamo l'Aragone e quindi è evidente che andremo lì a giocare la nostra partita, consapevoli dei nostri mezzi ma nel pieno rispetto del nostro avversario. Non sarà da sola la capolista, ma avrà al seguito tantissimi tifosi. Anche la società è intervenuta per aiutare i tifosi nella trasferta di Partinico. Certo che sì, perché in settimana i gruppi organizzati ci hanno chiesto una mano d'aiuto perché vogliono seguire in massa la squadra e quindi noi abbiamo dato loro la possibilità di coprire in parte, diciamo, le spese relative al bus che hanno fatto, che è già pieno, ci saranno diverse auto private, quindi noi stimiamo almeno un centinaio di presenze di tifosi aragonesi in quel di Montelepre. Quanti sono importanti i punti in palio domenica? Che valore hanno? Hanno un valore importante perché nel caso in cui dovessimo uscire indenni da quel campo è chiaro che lì daremo un ulteriore slancio a quello che è la parte finale, diciamo, del torneo. Poi tutto può succedere, ripeto, è una gara da tripla, ma nel caso in cui non dovessimo farcela non succede niente, continueremo a lavorare per come abbiamo sempre fatto. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si potranno visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.